Qual è stato il problema? Non è stato un problema tecnico, è stato un problema politico. Sostanzialmente c'è stata una grande difficoltà da parte della politica ad assumersi la responsabilità di una scelta. E così in qualche modo si è continuato a parlare. Per cui questa situazione si è trascinata fra comitati, discussioni, dibattiti, articoli, polemiche. Cioè l'obiettivo era quello di tirarla lunga, mettiamola così. L'obiettivo era quello no? di tirarla lunga e tirandola lunga le grandi compagnie delle navi da Che si dicono però disposte a crociera, questa soluzione. loro sono sempre state disposte. Però nello stesso tempo è evidente che trascinandosi questa situazione hanno continuato ad offrire ai loro passeggeri di affacciarsi dal balcone della cabina e di vedere Piazza San Marco. Io credo la soluzione più giusta alla fine, soprattutto per le grandi navi, è quella di avere un approdo a Marghera. Quindi costruire una stazione marittima a Marghera. Un approdo in una zona che oggi è in dismissione di fatto, cioè non stiamo parlando di una zona industriale attiva, stiamo parlando soprattutto dell'ex prima zona industriale, che è un'area che sta all'entrata di Venezia venendo dalla terraferma, e che è un'area che non è più adibita ad attività industriali, per cui il porto lì vuole anche dire creare un volano di sviluppo